Quella cuciniamo insieme ad Andrea. Nel periodo dei morti a Palermo è usanza mangiare la muffoletta. Curiosi? E allora? Amonin in cucina. Mettiamo tutti gli elementi d'impastatrice e facciamo incordare la pasta. Le muffolette, in pezzatura ovviamente ridotta, viene usata pure panelle e picazzille. Noi faremo pezzature da 200 grammi. Dopo aver dato qualche piega le pirliamo. Bene, bene, e le facciamo dare la prima lievitazione ben coperti. Raggiunta la lievitazione, li stendiamo leggermente, senza pressare troppo. Mettiamo dell'acqua sopra col pennello e poi patapop, tocimino, alias sesamo, e li facciamo lievitare un'altra volta. Una volta lievitati, infornate a 200 gradi, 15-20 minuti, forno statico con un tegamino di acqua calda dentro, e potete poi condire, o come sto facendo io, oppure come da tradizione, con acciughe, olio buono e origano. A voto che Halloween, bedamati! Se il video ti è piaciuto, metti un like e condividi.